Allora, buongiorno, bentrovati, soprattutto ai giovani che sono qui presenti, ai loro insegnanti, che ci gratificano non solo della presenza ma dell'attenzione. Da parte mia porto anche il saluto della Fondazione Montagna Europa Arnaldo Coleselli, che è assieme alla CIA e a Confagricoltura promotrice di questo convegno, le cui finalità poi meglio inquadreremo. Saluto e presento i relatori di questa giornata, innanzitutto alla mia sinistra il professor Geremia Joyce dell'Università di Trento, poi l'avvocato Enrico Gaz, esperto in particolare di tutte le questioni legislative che riguardano i territori montani, la dottoressa Marcella Morandini, che rappresenta il segretariato della Convenzione delle Alpi, poi capiremo meglio che cosa significa per tutto l'arco alpino avere questo trattato internazionale che appunto si chiama Convenzione per la protezione delle Alpi, e il dottor Orazio Andric, esperto forestale, e con me, ai noi, perché la storia dice questo, già nel 1990 in questa stessa sede, a Grimont 1990, facemmo un convegno dal titolo Ambiente e organizzazione dell'azienda agricola, ipotesi e prospettive di riordino fondiario, tema già allora all'ordine del giorno e ancora oggi all'attenzione per trovare nuovi strumenti e soprattutto garantire un presidio del territorio e una cura dell'ambiente agricolo che siano davvero efficaci ed incisivi. Detto questo, a parte mia, invito il Presidente di Longarone Fiere a tenere a battesimo questa iniziativa, riordino del sistema fondiario montano, il convegno che credo apra il ciclo dei convegni di Agrimonto 2013. Dicevo prima al direttore della Confagricoltura e al presidente Donassolo, ma parliamo del riordino fondiario, ma sono stufo, in verità. Alle 20 anni da che partecipo ai convegni, alle iniziative e si parla del riordino fondiario. Spero che sia veramente la volta buona. Qualcuno ha detto sarebbe anche da fare il riordino politico, è un altro discorso. È un argomento interessante che si potrebbe anche sicuramente inserire in qualche dibattito. Però anche per rispetto ai ragazzi dell'Istituto di Velai, della Lucia, dai loro insegnanti, il preside che ci sta dando una mano in questi anni anche ad arricchire alcuni momenti espositivi, soprattutto delle fiere che riguardano e si occupano di agricoltura, di montagna, di forestazione e anche di nostri sapori alpini, istituto che quest'anno ha raggiunto il boom di iscrizioni, quasi 150. 10 anni fa c'era tutto un altro panorama. C'era anche 10 anni fa con la scuola edile, che allora aveva sede a Melle e oggi è a Sedico, dove c'erano solo qualche iscritto che era immigrato, che si voleva andare a imparare a fare questo tipo di professione. Oggi le cose sono cambiate e nel mondo dell'agricoltura veramente c'è molta attenzione. Molti ragazzi, ma anche ragazze, stanno facendo questa scelta e hanno la fortuna di avere un bellissimo istituto, una bella azienda agricola, agraria, di avere degli insegnanti in gamba e di avere soprattutto tante collaborazioni. Ecco, a questi ragazzi io penso sia giusto consegnare finalmente un riordino fondiario, dove la frammentazione venga superata, dove si deve tener conto che c'è riordino in montagna e c'è riordino in pianura, sono due cose diverse. E bisogna soprattutto che ci sia una normativa semplice, chiara, che favorisca queste aggregazioni. Un'azienda, qua ci sono quelli che me lo insegnano, deve essere sostenibile economicamente, anche in montagna. E quindi bisogna creare tutte le condizioni e utilizzare tutti gli strumenti. Ecco, io mi complimento con voi perché avrete voluto ancora una volta affrontare questo argomento chiamando delle persone competenti che spero veramente, visto che ieri l'assessore Manzato si è fatto carico anche di questi aspetti e ha anche fatto presente che c'è questa sottomisura che l'Europa ha individuato per quanto riguarda il sistema montagna, che ci sia anche in quella direzione, ma poi soprattutto anche a Venezia,
delle risposte adeguate a quelli che saranno i contributi che voi oggi darete. Già da ieri ho sottolineato nel mio breve intervento di apertura alla cerimonia di inaugurazione di Agrimont proprio che questa manifestazione quest'anno mi ha permesso di scoprire, e ringrazio per quello in particolare il preside, una realtà come l'Istituto Agrario della Lucia di Vellai che veramente mi ha colpito sotto tutti i punti di vista, e penso che sia un segnale importante quello del numero di iscritti a questa scuola, che testimonia l'importanza e soprattutto una nuova visione che hanno i giovani verso il mondo dell'agricoltura e dell'agricoltura di montagna in particolare. Penso che mai come in questo momento, proprio dal mondo dell'agricoltura, della cura e manutenzione del territorio, possono arrivare delle opportunità di lavoro che i giovani stanno cogliendo. E quindi da parte mia è sicuramente l'augurio affinché possiate intraprendere veramente con spirito di iniziativa e con buon senso e anche entusiasmo questa possibilità, queste opportunità di lavoro in un mondo che sicuramente in questo momento particolare vive grandi e grandi difficoltà. Possono essere delle opportunità, ci vuole ovviamente del coraggio, ma penso che con la preparazione che riuscirete ad avere potrete sicuramente raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Quindi al di là di questo primo mio aspetto che volevo toccare, e quindi da parte mia i complimenti vivissimi al preside, agli insegnanti e ai ragazzi che frequentano questo istituto, io auguro ai relatori in particolare, perché noi sindaci non possiamo fare i tuttologi, perché magari quando si fanno i discorsi i sindaci sanno di qua, di là, di là, che bravi, però ovviamente noi non abbiamo competenza specifica su tutto, sappiamo un po' di tutto. Quindi è un tema questo particolarmente delicato che deve essere approfondito ovviamente da chi ne ha le capacità, le professionalità e le conoscenze. Quindi da parte mia è l'augurio affinché dall'incontro di oggi possano scaturire delle informazioni, una sorta di formazione che possa permettere il vero riordino di questo sistema montano, che ha bisogno sicuramente di normative chiare e precise per essere sostenuto e per poter dare delle risposte concrete ai cittadini e soprattutto agli operatori di questo settore. Grazie, buona giornata a tutti. Io oggi qua sono un'imprenditrice agricola, non sono un ingegnere, e come tale saluto tutti voi, saluto tutti a nome della CIA e della Confagricoltura. È un convegno particolare, spinoso sotto certi punti di vista, e vuole mettere i puntini sulle i. Puntini sulle i che vanno messi perché, come è stato già citato, ci sono molti giovani che scelgono di intraprendere la professione dell'imprenditore agricolo, e sottolineo imprenditore agricolo, hanno bisogno di terra. Questa terra deve essere a loro disposizione in maniera semplice, ma soprattutto devono essere in grado di mantenerla. Non è sempre così. Spesso anche i semplicissimi contratti agrari non valgono più. Non danno la certezza al conduttore di avere la terra a disposizione e non danno la certezza a chi la offre di avere un reddito extra. Quindi mettiamo i puntini sulle i e cerchiamo di fare chiarezza che è fondamentale, perché sebbene siamo una popolazione che ha sempre fatto della semplicità il suo metodo di vivere, non ci capiscono, o meglio, ci fanno delle regole che non sono molto semplici da interpretare e da calare sulla realtà, perché non vengono fatte da noi, vengono fatte per lo più da persone molto esperte di altre zone. Quindi se dalle terre alte scende a valle come l'acqua, che spesso è fonte di salvezza per la pianura, degli input ai nostri legislatori, magari queste piccole gocce di saggezza sono la salvezza della montagna. Ritengo che il riordino fondiario sia un tema, se per certi versi pallosissimo, fondamentale, perché ribadisco, senza terra non possiamo assolutamente continuare a intraprendere questa professione. Io sono appassionata da una
una neo innamorata di questa professione e rimpiango di non averci provato prima, però è vero anche che, come è stato sottolineato, sono ingegnere, una certa dimestichezza con le carte ce l'ho, ho fatto veramente fatica a districarmi. Quindi ben venga tutto quello che serve a semplificare, ma soprattutto a dare certezza. C'è una corsa alla terra, è lampante, una corsa alla terra e soprattutto una corsa alle terre ancora vergini. Qua è passato di tutto, in provincia è passato l'orso, sembra che sia stata riavvistata la lince, abbiamo le aquile, quindi più vergine di questa terra credo che non ci sia. Dateci la possibilità di sfruttarla, non in senso negativo, in senso molto positivo, e per sfruttarla dobbiamo sapere come fare. Quindi la mia richiesta è proprio questa: diamo delle piccole gocce di saggezza, degli input, in modo tale che anche noi qui possiamo rimanere, possiamo intraprendere una professione e soprattutto possiamo continuare ad essere persone semplici che fanno della qualità lo stemma fondamentale e che viene riconosciuto ovunque di tutti i loro prodotti. Grazie mille, grazie veramente di cuore. Grazie alla Presidente, la quale giustamente ha fatto notare di essere innanzitutto imprenditore. Peraltro lasciatemi osservare che anche nel recente censimento sull'agricoltura, il censimento generale sull'agricoltura, particolare attenzione è riservata al titolo di studio dell'imprenditore agricolo, e lo dico a favore e a beneficio dei ragazzi. Molti commenti sull'esito del censimento agricolo 2010, il professore sicuramente potrà confermare, sono proprio volti a sottolineare questa crescita culturale, intellettuale, questa materia grigia che la terra riesce ad accumulare assieme a tanti altri valori. Vi dico solo 2 parole introduttive per spiegare come è articolato il nostro convegno. In sostanza c'è una prima parte che sarà svolta dall'avvocato Enrico Gaz per le sue competenze, dal dottor Orazio Andric per altri aspetti, che cercherà di mettere a fuoco quel tema spinoso, uso lo stesso aggettivo dell'ingegner Zampieri, laddove appunto il riordino fondiario non ha ancora trovato strumenti adeguati, nonostante una serie di atti di cui vi dirò, strumenti adeguati per andare in porto nelle zone montane. Ovviamente eccezione fatta per l'Alto Adige, perché ovviamente la tradizione del Maso Chiuso è un istituto a sé stante, rispetto al quale ovviamente l'ordinamento nazionale non ha ancora trovato invece un binario parallelo, una modalità altrettanto incisiva per dare risposta a questo nodo. Quindi strumenti normativi che a giudizio degli operatori di settore non sono adeguati alle esigenze, a dare terra appunto e valore all'attività agricola. Tutto ciò lo inseriamo nel contesto della provincia di Belluno, rispetto al quale poi avremo sicuramente uno sguardo più ampio, perché andremo a vedere anche le realtà dell'arco alpino, grazie al contributo della dottoressa Morandini, che invece interverrà nella seconda parte del nostro seminario assieme al professor Joyce. A loro chiederemo anche quali politiche possono tornare utili a questo obiettivo di mettere ordine e dare maggiori opportunità agli imprenditori agricoli della montagna. Dicevo che per tenere lo sguardo fermo sulla nostra provincia, i dati del censimento, ve ne cito soltanto uno, sono lampanti, sono eloquenti, ossia dedotti prati e pascoli, la superficie media aziendale è all'incirca attorno ai 2 ettari. Non sono un economista agrario, ma ho palese l'evidenza della incongruità di una simile situazione. Se poi andiamo a vedere il numero di aziende che hanno in provincia meno di 5 ettari, siamo di gran lunga sopra la quota 50%, quindi le piccole dimensioni sono qui abbastanza diffuse.
Avevo già accennato prima al fatto che proprio da Agrimont nel 1990, con un convegno di cui ancora sono disponibili gli atti, era poi partito una proposta nei confronti di quella che allora si chiamava la Commissione Barberis, incaricata di stendere un testo di legge per le zone montane, da cui scaturì la legge 97-94, che proprio al suo interno, lo dirà sicuramente l'avvocato Gas, cercò di dare le prime risposte per assicurare l'integrità dell'azienda agricola di montagna. E quindi la legge 97-94 fu una prima risposta che abbiamo il piacere di dire partì proprio da questa sede, all'interno proprio di questa sala, delle relazioni che vennero allora svolte. Ci sono comunque stati ulteriori approfondimenti proprio a livello locale su questo argomento, in particolare con riferimento innanzitutto alla filiera foresta-legno. Ci sono qui anche gli atti, o meglio lo studio che all'interno del programma europeo Leader Plus venne svolto dalla Comunità Montana Feltrina e dal GAL Prealpi Dolomiti, studio e di azione di una procedura giuridico-amministrativa atta alla risoluzione delle problematiche legate al frazionamento fondiario 2008, e qui ci sono gli atti dove qualche ulteriore idea per risolvere questa problematica è stata enunciata. Da ultimo, proprio l'avvocato Gas è l'autore della parte normativa del libro bianco sulla montagna veneta, di cui io ho avuto la fortuna di essere il coordinatore, coordinando appunto un gruppo di lavoro di cui anche Gas ha fatto parte, e qui all'interno della proposta normativa del libro bianco sulla montagna veneta c'è anche una previsione per dare risposta al tema dei terreni incolti, abbandonati, come si potrebbe in qualche maniera recuperarli in maniera efficiente all'uso agricolo o forestale. Ricordo che la proposta normativa del libro bianco è stata in gran parte recepita in un progetto di legge che è all'esame del Consiglio regionale, e colgo l'occasione per salutare il consigliere regionale Sergio Riolon. Per dire la problematicità della situazione, ho trovato da qualche parte una recente circolare dell'AGEA, l'agenzia che gestisce i pagamenti in agricoltura, in sostanza che gestisce i soldi dell'Unione Europea. E per confermare quanto diceva la Presidente Zampieri, questa nota AGEA del 20 aprile 2010, insomma abbastanza recente, sottolinea che si esclude, adesso giro il tema al giurista, la possibilità che la conduzione di superficie in affitto sia dimostrabile con dichiarazioni unilaterali, cioè con semplici contratti verbali. Questo lo dice formalmente l'ente pagatore, che in forza di quanto afferma in questa circolare ovviamente gestisce poi o non eroga le provvidenze europee. Quindi i temi che chiediamo all'avvocato Gas di affrontare sono sostanzialmente tre: spiegare perché, domanda del Presidente De Bona, a distanza da tanti anni, dal 1990, il tema del riordino fondiario è sempre all'attenzione delle zone montane, perché in che misura è vero quanto affermano le organizzazioni di categoria, che gli strumenti normativi non sono adeguati a risolvere la situazione, e in terzo luogo che cosa si può fare a livello regionale piuttosto che a livello nazionale dal punto di vista politico-legislativo per dare risposte pratiche e sostenibili alle aziende che le due associazioni rappresentano. E quindi la parola all'avvocato Enrico Gas, che è già abbastanza da noi tutti conosciuto per la sua ampia competenza. Gas è amministrativista, è avvocato amministrativista, ha studio a Venezia e a Feltre,
e svolge tante attività. La cosa di cui mi piace sottolineare in particolare è proprio la sua passione, il suo amore per le questioni che risolvono o cercano per le questioni, per le modalità con cui risolvere le questioni del vivere in montagna. Grazie e la parola all'Avvocato Gazzi. Un saluto molto cordiale anche da parte mia e un ringraziamento sincero per la fiducia che mi è stata data invitandomi a questo confronto su un tema davvero, come abbiamo sentito, molto attuale. Io andrei anche a piedi a parlare di riordino fondiario con le bottigliette e spray sui muri, perché è un tema veramente cruciale, l'hanno detto appena adesso gli operatori, ed è anche un tema antico. Infatti se noi sfogliamo il codice civile, magari di qualche edizione fa, anni 90, anni 80, troviamo tutta una serie di norme che riguardano il tema di questa mattina. Questo perché? Perché il nostro codice civile, che era impostato su un'idea molto forte della proprietà, dello sviluppo della proprietà, dell'interesse pubblico nazionale, cioè l'idea fascista, autarchica, che l'Italia doveva far da sé, doveva autosostenersi e l'economia doveva autoreggersi. Ecco, il nostro codice civile ha alcuni articoli, 846 ad esempio, che parlano di minima unità culturale. Usano questa espressione e, come tutti capiamo, significa che la pezzatura media dei fondi aziendali deve avere un parametro quantitativo minimo. Perché allora una norma che è all'interno del nostro ordinamento dal 1942 non ha ancora conosciuto applicazione? Bisognerebbe fare discorsi molto articolati su questo, ma io sono di origine pienamente contadina, uso l'avverbio pienamente perché sono sia da parte ramo materno sia da parte appunto ramo materno, quindi andrei spiccio e sodo al pratico. Poi se volete magari riprendiamo il nostro confronto un po' tutti i discorsi culturali, politici, istituzionali, c'è tutto un retroscena anche molto interessante, ma perché ci troviamo ancora in questa situazione, tra l'altro con norme queste che sono state abrogate nel 2001. La legge famosa 228, quella appunto sulla modernizzazione dell'agricoltura, ha abrogato gran parte di queste norme, perché questo stabilire che cosa fosse la minima unità, che cosa fosse la quantità minima necessaria e sufficiente, doveva farlo l'autorità amministrativa, doveva farlo il Ministero, e in quel momento, parte la guerra appunto, ma poi negli anni 50 esplode un po' il mondo agricolo, cioè tutto quello che voi conoscete meglio di me, che è il fenomeno appunto evolutivo, la meccanizzazione dell'agricoltura e quant'altro, e quindi una norma che era stata pensata fotografando un settore primario un po' statico, consolidato in modalità secolari di conduzione, deve fare i conti con un'agricoltura molto in cambiamento, dove quindi ci si rende conto che andare a predeterminare in via amministrativa con decreti ministeriali quale sia la dimensione ottimale, quale sia il dimensionamento giusto, è qualcosa che sfugge di mano. Questa trascuratezza si è trascinata nel tempo e siamo arrivati quindi agli anni 70 agli anni 80 con tutto questo pacchetto sulla minima unità culturale che faceva poi scattare tutta una serie anche di incentivi, di benefici economici, di agevolazioni fiscali, che è rimasto completamente congelato proprio perché mancava, diciamo, l'attuazione governativa. La legge c'era, ma mancava la decretazione ministeriale. E si è cercato di porre rimedio a questo, e citava benissimo Maurizio Busata prima la legge sulla montagna. Era un rimedio pensato per i territori montani, ma pensato in questa sala in maniera talmente intelligente che poi nel 2001 quella legge che citavamo, la 228, ha un articolo che lo estende a tutto il territorio italiano, e quindi quegli articoli che sono il 4 e il 5 della legge del 31 gennaio 1994, numero 97, sono articoli adesso che valgono per l'intero territorio agricolo nazionale, ma sono articoli che si muovono dentro
una logica, qua cerco appunto di rispondere alle provocazioni, sempre diciamo privatistica. In che senso? Nel senso che sono norme molto interessanti perché favoriscono il mantenimento della unità aziendale e quindi introducono degli snellimenti procedurali, soprattutto in materia successoria, nel caso appunto di comunione ereditaria, di coeredità, di prelazioni tra più soggetti, in materia di oneri notarili e in materia di incentivi fiscali, ma sono sempre snellimenti procedurali che fanno il conto con la volontà delle persone. Ecco, non so se sono troppo gergale o troppo banale, ma il punto è che si tratta di norme che aiutano la volontà dei privati, aiutano la volontà dell'imprenditore, accompagnano il consenso, i desideri, gli intenti, gli auspici dell'operatore, ma sempre nell'ambito di un rispetto della sua autonomia, di un rispetto giusto appunto della libertà imprenditoriale. Perché sottolineo questo? Perché se noi risaliamo la china e andiamo al Codice Civile del 1942, lì c'era uno spunto molto interessante, in quanto quelle norme che, come abbiamo detto, non sono mai state attuate, dicevano che ci potevano essere, è l'articolo per chi appunto poi è interessato a riapprofondire queste cose, 850, dei consorzi di ricomposizione fondiaria, quindi gruppi di persone che si mettono assieme in forma consortile per ricomporre i fondi e che a questi consorzi si applicavano le norme dell'862 Codice Civile, che invece è una norma ancora vigente che riguarda i consorzi di bonifica. Quando noi parliamo di consorzi di bonifica, tra l'altro sarebbe interessante aprire delle parentesi sul consorzio di bonifica montana, che a sua volta non è mai decollato, previsto dalla legge Serpieri e via di seguito, ma insomma chi sta in pianura o conosce la pianura sa che i consorzi di bonifica sono organismi, soggetti giuridici importantissimi proprio per preservare la sicurezza del territorio e quindi appunto delle comunità. E dice l'articolo 862 del Codice Civile che è la norma di riferimento statale, sono delle persone giuridiche pubbliche, quindi sono soggetti giuridici non privati ma che sono riconosciuti di valore sovraprivato, sovraindividuale, quindi entrano in gioco proprio come mano pubblica con tutto quello che significa, cioè soprattutto la possibilità di avere dei poteri, delle potestà che vanno anche contro la volontà dell'individuo, contro la volontà del privato, qualcosa quindi di forzoso, a tal punto che le contribuzioni all'interno dei consorzi di bonifica sono considerate paratributarie e hanno natura reale, seguono il bene, non è che uno può dire no, non mi va di pagare il contributo al consorzio, cosa che magari succede nei consorzi normali, perché proprio c'è una forma di riscossione in termini di imposta fondiaria, di riscossione esattoriale, tanto quanto appunto dicevamo prima un tributo. Quindi c'è tutta una logica dentro i consorzi di bonifica che è una logica pubblica. Questo perché? Perché la bonifica, si dice, non può essere lasciata al capriccio, all'estro, all'arbitrio, alla volontà, allo spontaneismo, alle buone intenzioni dei privati e proprietari dei fondi, ma risponde ad una esigenza pubblica, che quindi è un'esigenza di tutti, che è un'esigenza della comunità. Allora, per andare poi a qualche idea più sintetica e conclusiva, dove secondo me sta la chiave di volta? Nel caricare il riordino fondiario montano, ma insomma si può parlare in generale di riordino fondiario, di questa valenza pubblica. Quello che a noi manca è il fatto che la nostra legislazione, e la legislazione anche vigente, perché la legge del 2001, al numero 228, se voi andate a sfogliarla, ha un articolo, l'articolo 5 bis, che un po' riprende l'idea della minima unità culturale. Si parla di compendio unico, si dice appunto che il compendio unico è un po' quello che fa riferimento alle agevolazioni economiche europee che citava il dottor Busatta, si applicano al compendio unico molte delle snellezze procedurali e degli incentivi fiscali a cui accennavo prima, ma appunto ci muoviamo sempre dentro una logica di preservazione privata che va aiutata allo Stato della dimensione aziendale. Quindi il privato che vuole mantenere la sua dimensione aziendale viene incentivato in sede appunto, ad esempio, dicevo prima, di successione ereditaria, in tante altre occasioni, ma sempre dentro una logica privata. Ecco, diciamo, dove starebbe quindi la chiave di volta? Nel fatto che tutta questa normativa
che è stata concepita come una normativa di favore, ma è di favore e di sostegno dall'esterno di un certo settore, per incentivare la produzione agricola, per incentivare il settore primario. Ci riempiamo la bocca noi imprenditori agricoli e via di seguito, e quindi va aiutato indubbiamente via di seguito. Passare da questa logica, diciamo, agraristica, forestale, di economia primaria via di seguito, a una logica invece pubblico-territoriale. A me pare che i tempi siano maturi per questo passaggio di politica legislativa, cioè dire che se io tutelo e aiuto l'imprenditore, non soltanto favorisco questa forma di economia che è importante, via di seguito, come appunto si favoriscono altre forme di economia, come il sostegno e l'aiuto alle imprese già in altri settori, ma rendo un servizio alla comunità, perché contrasto il degrado, perché mantengo il presidio, perché aiuto appunto alla cura, alla manutenzione del territorio. Allora diventa come una conseguenza il fatto che l'azienda, l'imprenditoria agricola possa operare, ma il primo obiettivo, il primo fine è un fine appunto di tutela, di manutenzione del territorio, se volete anche del paesaggio, poi si può essere sempre più romantici e via di seguito. Però il dato di base, un dato che poi citava anche l'ingegnere Zampieri sull'acqua, proprio un dato anche di tutela idrogeologica ormai del territorio. Abbiamo capito anche dall'alluvione del 2010, dagli studi che stanno maturando, che molto è dipeso dall'incuria, pur essendo stata un'alluvione tutto sommato ridicola rispetto a quella che abbiamo conosciuto come famosa alluvione del 1966, ma quella ci ha fatto scoprire che il forestale viene prima dell'agricoltore, che la montagna viene prima della pianura, ha fatto scoprire alla pianura che se la montagna sta bene anche la pianura sta bene, e che quindi ormai non c'è più una logica, non so, di opposizione, di contrapposizione, di possibile dialogo tra mondi diversi, ma di complementarietà. Montagna, la tutela del montagna, del territorio montano come problema di tutta la comunità regionale, di tutta la comunità nazionale. Allora, se questo siamo convinti che sia, ecco che io debbo, come per la bonifica, caricare, dicevo prima, e quindi supportare il riordino fondiario con i poteri propri della mano pubblica. E quindi dobbiamo arrivare ad immaginare qualcosa di forzoso, qualcosa proprio di espropriativo, di ablativo, si dice appunto tra gli operatori del diritto, che va contro le volontà dei singoli. Non posso più limitarmi a norme che favoriscono il negozio, i contratti, le successioni ereditarie, le procedure di prelazione, gli oneri notarili. Tutto giusto, tutto bene, ma scatta solo se trovo chi firma, trovo chi mi dice sì, trovo chi mi dà il consenso. Devo passare a qualcosa appunto di forzoso, a qualcosa di obbligatorio. Il grande tema che si è sempre posto nei convegni, nei dibattiti parlamentari e di seguito, ma in fondo è un po' un'eccezione questa, cioè il fatto che qualcosa di privato sia pubblico, qualcosa appunto che alla fine va a favorire quell'imprenditore che ha quel nome e cognome, possa essere ritenuto di valore appunto comunitario, di valore sociale e via di seguito. Però anche qua stiamo, per fortuna nostra, vivendo dei tempi che invece stanno elaborando una visione diversa di questo rapporto privato-pubblico, che è una visione confacente a quello che noi dobbiamo portare avanti, quello che noi abbiamo in mente. Qua vale proprio la pena, visto che siamo in queste valli, scomodare le nostre tradizioni giuridiche, perché una cosa interessantissima è che diciamo sempre poco, anche proprio tra di noi, è che la famosa concezione oggettiva del servizio pubblico, adesso sembra paroloni ma poi vedete che sono cose molto semplici, è nata proprio guardando alle nostre tradizioni giuridiche di montagna. Cos'è la concezione oggettiva del servizio pubblico? Che sostanzialmente per tanti decenni, soprattutto nel momento appunto del regime totalitario, del periodo fascista, ma ce lo siamo portati dietro questo per molto tempo, per cui io, che non è che sia proprio vecchissimo, ricordo che lo Stato faceva fertilizzanti, faceva biscotti, faceva automobili, la Buitoni, l'Alfa Romeo, la Montedison, no? Che idea c'era? Che la cosa pubblica dovesse essere oggettivamente pubblica, cioè mirare ad un interesse pubblico oggettivo, una prestazione pubblica, ma anche soggettivamente pubblico, e che quindi chi faceva la cosa che poi appunto poteva avvantaggiarsi di questi poteri doveva essere anche una parte della pubblica amministrazione.
Negli anni 60 esce un testo di un certo giurista, si chiama Potočnik, quale dice: attenti che dobbiamo superare questo matrimonio forzato tra il soggettivo e l'oggettivo e dobbiamo iniziare a pensare che ci possono essere delle iniziative private che hanno un valore pubblico e che quindi uno resta privato ma assolve ad una funzione pubblica. Sapete perché vi ho citato le nostre tradizioni giuridiche? Perché questo Potočnik si era laureato con una tesi sulle magnifiche regole del Cadore e dice proprio: attenti che noi abbiamo già l'esempio all'interno del nostro ordinamento di soggetti giuridici privati che assolvono ad una funzione sociale e che rispondono quindi anche a delle esigenze comunitarie sovraindividuali pur rimanendo privati. Qua potremmo andare avanti a lungo, ma da qui parte una rielaborazione che porta a quello che adesso noi sappiamo, per cui la Telecom, per cui Telebelluno, per cui una radio sono dei soggetti privati, ma che siccome rendono un servizio pubblico, radiotelevisivo o di comunicazione elettronica, hanno appunto dei poteri parapubblici, per cui se rientra nel piano delle frequenze l'antenna della radio è dichiarata di pubblica utilità e l'operatore può ottenere un esproprio per installare l'antenna della radio. Parlando di cose più attuali e più calde, pensiamo a tutto il tema delle centraline idroelettriche o diciamo delle energie di fonte rinnovabile. Lì viene proprio dalla legge riconosciuto un valore pubblico dichiarato, cioè proprio l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ma non tanto perché muove l'economia, perché facendo le centrali lavorano le imprese, anche quello, anche la produzione nazionale, ma si dice perché c'è un vantaggio ambientale, CO2, protocollo di Kyoto, l'anidride carbonica, c'è tutto un ragionamento appunto di quel tipo di ragionamento di natura appunto ambientale, per cui incentivo il privato a carico della fiscalità generale perché faccia la centralina, perché questo significa respirare aria più pulita alla fine, traducendo in maniera spiccia. Questo dobbiamo portarlo avanti e sostenerlo anche per il riordino fondiario. E la procedura a cui accennava il dottor Busata, quella della comunità montana del GAL, è una procedura sicuramente interessante, però è una procedura che ovviamente si muove ancora all'interno di un discorso sempre consensuale, cioè l'ente pubblico che si fa mediatore e cerca di accaparrarsi la disponibilità dei fondi e poi li assegna ai privati. Ma noi abbiamo bisogno di fare un passaggio ulteriore. Ma perché non riusciamo a farlo? Perché la nostra Costituzione dice che questi poteri pubblici, espropriativi, forzosi, coattivi, imperativi, autoritativi, chiamiamoli come vogliamo, scattano solo se c'è una legge che ce lo dice, nei casi previsti dalla legge. Quindi non può essere la comunità montana, il comune, la provincia, il consorzio che si inventa queste forme. C'è bisogno di una copertura legislativa, di un cappello da parte della legge. E allora il Libro Bianco propone delle norme regionali che darebbero questa copertura. Naturalmente questo può essere fatto anche a livello statale. Noi abbiamo bisogno proprio di 2 righe del legislatore che faccia fare questo passaggio, che trasmigri il problema da un problema economico, imprenditoriale, privato, primario, rurale, agricolo, a un problema pubblico territoriale. E le modalità per farlo poi, su questo potremo anche discutere, possono essere anche avanzate. Non dobbiamo limitarci a quella idea antica dell'esproprio che è portar via la terra, che è un'idea poi anche un retaggio molto agricolo feudale, latifondistico. All'articolo 1 ad esempio del testo unico sugli espropri, il 300 DPR 327 del 2001, dice che la parola esproprio e le procedure espropriative valgono per tutti i diritti reali. E tra i diritti reali trovo non soltanto la proprietà, non soltanto la superficie, ma trovo ad esempio il diritto d'uso o il diritto di usufrutto. Allora perché non pensare anche all'esproprio limitato all'uso, che è una cosa anche che crea meno allarmismo sociale, quindi accompagnerebbe in maniera anche più delicata, più graduata l'attività forzosa, a tempo ovviamente, sulla base di dimensioni ottimali che sono scelte dalla pubblica amministrazione, con delle indennità depositate, perché sappiamo che il problema molto spesso del frazionamento fondiario è legato anche alle irreperibilità dei soggetti, gli emigranti in Argentina, in America Latina, 2000 parenti, il valore del fondo che in sé non giustifica nemmeno il biglietto dell'aereo e compagnia bella. Sono tutte formule, sono tutte procedure a cui possiamo pensare, ma il cui pensare naturalmente
legato alla possibilità di farlo, che ripeto è una possibilità solo di tipo legislativo. E io penso che questa sia una battaglia veramente da fare, da portare avanti, così come quindi 20 anni fa proprio in questa sala è nata l'idea di aiutare in maniera innovativa rispetto al codice civile, di incentivare dal punto di vista procedurale, economico-tributario il riordino fondiario. Sarebbe bello ora partisse appunto questa idea di un passaggio di tipo più operativo, più pratico, più definitivo, ma direi proprio nell'interesse di tutto, ecco, cioè non venderla come la battaglia degli agricoltori, perché capite che sarebbe molto riduttivo far questo. Deve essere proprio una battaglia di cui si fa carico l'intera comunità, perché ciò che fa l'agricoltore è a servizio della comunità, è a servizio del territorio, ovviamente anche a servizio suo, e guai che così non fosse. Io vi ringrazio. Abbiamo capito che c'è già un primo paletto in qualche modo da fissare, l'ha indicato in maniera esplicita l'avvocato Enrico Gaz. Adesso il microfono al dottor Orazio Andrich, che so che preferisce parlare in piedi. Andrich sicuramente è stato sollecitato dall'intervento di Gaz, laddove Gaz ha posto l'accento sulle tradizioni giuridiche di montagna, e quindi è uno scenario sul quale lui ha lavorato sia come esperto forestale, quindi come pianificatore dell'uso della risorsa bosco, ma anche e soprattutto come in generale uomo di pensiero delle genti di montagna. Grazie Maurizio, ringrazio gli organizzatori del convegno che mi hanno onorato di relazionare come se fossi un esperto, diciamo che esperti operativi in questa materia, cioè che hanno fatto e portato in provincia di Belluno dei sufficienti casi concreti, non ce ne sono molti, per cui sarebbe anche facile un po' di eludere questo problema così arduo, però è necessario, come dice il Papa, di pigliarsi la croce, quindi di non sottrarsi a una responsabilità e quindi farò delle considerazioni complementari a quelle dell'avvocato Gasse e avanzerò delle proposte a cui se ne aggiungeranno delle altre. Penso che alla fine di questa mattinata, sentiti tutti e soprattutto gli agricoltori, anche la mia idea sarà più chiara di quella di 20 anni fa e potremo procedere a avere un quadro comune sul quale effettuare delle scelte che adesso vedrebbero accadere in un momento forse più sentito del passato, anche in virtù, o ahimè purtroppo a causa, di una crisi generale che attanaglia tutti, ma soprattutto coloro che per vivere hanno bisogno di produrre e di non in qualche maniera fare conto su un stipendio fisso garantito dall'ente pubblico e quindi degli agricoltori. Questo tema coinvolge perciò oggi in forma inedita attori del settore primario, aziende attive, aziende che furono prospere e che hanno maggiori difficoltà, ma anche, e qui magari mi soffermerò un po' di più, soggetti non coltivatori che sono proprietari di fondi e che devono rivolgersi alla loro proprietà per cercare un'integrazione di reddito della quale qualche tempo fa non avevano bisogno, oppure poteva essere un hobby. Per molti quello che era un hobby può diventare necessario non per un reddito, ma per fare quadrare il bilancio di fine anno o di fine annata con i prodotti degli orti familiari, con la legna, eccetera, cosa che qualche anno fa non era pensabile. E c'è un'altra branca che dobbiamo affrontare, già stata citata all'inizio, cioè i giovani che si affacciano al mondo di un lavoro che hanno difficoltà a trovare e che si rivolgono in una forma più spontanea alla madre terra per cercare una occupazione, possibile che non ci possa occupare se è qui una terra da coltivare, se non da redimere. Quindi oltre al supporto di tematiche conosciute come quelle delle aziende agricole ed economiche, il tema del riordino fondiario ne evoca altre che
ancor più che essere conosciute, sono da definire e da creare. Nel mio intervento, quindi, quando parlo di riordino, oltre a campi e prati, mi riferirò anche a boschi. Non parlo di foreste perché è difficile che le foreste siano, boschi sono piccoli appezzamenti che sono nati dall'abbandono spesso delle attività agricole. Allora il moderatore Maurizio Busatta ricordava come nella primavera di 23 anni fa si era tenuto proprio in questa sede un convegno ipotesi di riordino fondiario di montagna, e allora necessariamente ho dovuto ripensare e dargli un'occhiata, trovandoci delle ottimi spunti e domandandosi perché non hanno avuto attuazione se non in parte, ma mai in modo soddisfacente. Allora mi è venuto in mente che in quel periodo, quello stesso giorno, per una circostanza strana, si era dovuto svolgere anche un altro convegno a Cison di Valmarino su un altro tema in cui avevo lavorato, la creazione delle tipologie forestali. Veniva presentata la prima volta in Italia un nuovo approccio alla materia della gestione dei boschi con questa parola, le tipologie forestali. A quei tempi dirigeva il settore foreste il dottor Costantini, quelli vecchi lo ricordano, personaggio certamente suggestivo, ma senza dubbio uno che ha dato alla montagna e aveva la montagna nel pensiero, che sarebbe il primo problema da risolvere per anche, non parlo di politici, dei funzionari quando si tratta di cose di questo genere. Ecco, in quel giorno a Cison di Valmarino, il castello Brandoline, era stato un suo giorno di trionfo, perché veniva da tutta Italia, veniva il direttore generale, che è un personaggio molto orgoglioso, che si è abbassato a venire nel Veneto la prima volta, per onorare questa iniziativa. E io, che ero uno degli autori, assieme al professor Del Favero, a Cesare Lasen e altri, dovevo parlare. Quindi ho dovuto dividermi tra i due incontri e traccio una sintesi dei risultati. La tipologia forestale prima in Italia è stata costruita nel Veneto, ma il Veneto lo concepivamo dal punto di vista forestale come un'estensione della provincia di Belluno, quindi è stata pensata in provincia di Belluno, tant'è che 4 dei 5 autori erano bellunesi. Passata al Veneto, ha fatto qualcosa nel 2008 e nel 98 è diventata importante in Friuli, adesso è in tutta Italia, e con 3 libri, uno bianco, rosso e verde a seconda delle 3 regioni, regioni nazionali, è una disciplina che ha sfondato forse l'evento scientifico più importante nelle scienze forestali. Mentre invece il riordino fondiario, in parte portato avanti da persone analoghe qui dalla provincia di Belluno, che abbiamo detto possono dare un contributo, non siamo i più fessi di tutti quanti, invece ha dato risultati piuttosto scarsi. Per fortuna, a un certo punto non ho perso troppe energie con il riordino fondiario, perché ho ben capito che la cosa non funzionava, però l'ho sempre avuto in mente, tant'è che altre iniziative del settore forestale, come i piani di riordino forestale, non trattano di questo, però sulle piccole proprietà forestali pensano sempre alla necessità di questo riordino. Allora, nella relazione del 90, per quanto riguarda quella mia e il dottor Caviola, che mi ha dato una mano, dedicavo un'apertura abbastanza ampia ai temi culturali e psicologici dello spezzettamento, frammentazione, polverizzazione. Qualche volta qualcuno possa essere antipatico perché sembra che faccia l'erudita, però credo che anche il successo in alcune attività territoriali siano di non vedere le robe solo in termini specialistici, certo tecnici specialisti per la materia, ma di capirle in un quadro più ampio. E per quanto riguarda la provincia di Belluno, ancora più che altrove, questo treno psicologico non è da sottovalutare, tant'è che se ne è fatto ben poco. E risalivo addirittura al dio Termine, che i romani avevano un dio che presiedeva i confini, dio Termine. Siccome gli aruspici avevano detto Giove, ha dichiarato i confini sacri e inviolabili, mettiamo questo dio che presiede i confini. E non è a caso, perché in Agordino
il cibo di confine si chiama termen. Esiste in tutti i paesi, soprattutto quelli della parte alta della provincia di Belluno, una ampia aneddotica sui guai che capitano a chi tocca un confine. Sono dei sacrilegi. Nel mio paese natio di Vallada si narrava che coloro che avevano spostato a loro vantaggio tali segni erano condannati per l'eternità a ripristinare i giusti termen, conficcandoli nel terreno con la testa, e certe notti, prestando attenzione, sulla montagna di Pezza si poteva sentire il ritmico battere che accompagnava l'attività e la pena di queste anime che dovevano tac e tac ripristinare i confini. Quindi molta attenzione a questo tema, alla sensibilità della nostra gente. La nostra gente ha delle ragioni, i confini hanno voluto dire la propria libertà, la propria dignità, il proprio orgoglio. Questa è una parte dell'altra provincia del Belluno, e nella Val Belluna descrive bene il Barzolle come, quando è caduto il grosso fondo dei nobili, l'importanza di quelli che lo coltivavano come contadini, come fittavoli, eccetera, di avere quel loghetto, e erano disposti a pagare cifre molto più esagerate, perché la terra ha voluto dire per il bellunese, in maniera magari un po' diversa dall'alto del basso, però nella stessa sostanza, la dignità, la famiglia. E penso anche che il valore militare dei bellunesi dimostrato in ogni caso dipenda dal fatto di essere dei difensori della patria, però perché erano difensori del paese, erano difensori della famiglia. Quindi attenzione ad affrontare questo argomento. Dopodiché, detto questo, dobbiamo affrontarlo ovviamente, e venivano portate avanti delle proposte. In questa relazione si esaminavano dei dati allora freschissimi di raffronto tra un'area del Comelico, grossa area, Santo Stefano, San di Nicolò, eccetera, e un'altra significativa Val Belluna, e venivano manifestati i paragoni e le tendenze in atto. Erano proposte poi alcune soluzioni e anche alcune esperienze, come il caso della Stalla Sociale Costa, della regola di costa a San Nicolò. Ecco, Maurizio ha citato che non tutto è andato per tutto, che attraverso il professor De Martin alcuni concetti sono passati nella legge 97 del 94. Credo che si possa dire che anche la legge regionale 2 del 94, che dovrebbe essere ancora esistente anche se non finanziata, prevedeva delle agevolazioni per le operazioni di riordino fondiario con contributi fino al 50% del valore di stima dei proprietari, eccetera, eccetera. Quindi non tutto era andato per tutto, però si è fatto poco. Cosa? Per la comunità montana longaronese, qua dove siamo, c'era stata, mi ricordo, una iniziativa per lo sfalcio di alcuni appezzamenti a Soverzene, alcuni pensieri sui terrazzi di Dogna e Provagna. In seguito ho potuto occuparmi di alcune ipotesi in Val Belluna. Qui c'è il presidente del Gaio, per di consorzi di proprietari, piccoli proprietari forestali. Un successo abbastanza buono può essere incontrato nell'associazione Monte Grappa, nella zona di Seren, eccetera. Con la comunità feltrina un piano di riordino non fondiario ma di norme forestali anche per piccoli proprietari di tutto il territorio, un'iniziativa impegnativa, ma qui si è dimostrato che può fare. Non capisco perché quando sono quasi al punto di arrivare a queste iniziative vengono un po' abbandonate. Qui non ci sono rappresentanti regionali del settore foreste, ma perché adesso che si è fatto è tutto caduto? Perché l'assessore Rigoni, che prima ci teneva molto, aveva una serie di idee, no, da portare avanti, adesso non c'è più, e si torna tutta questa centralizzazione in cui sembra che una serie di operazioni siano congeniali soltanto alle strutturazioni burocratiche autoreferenziali e non ai destinatari finali come i proprietari agricoli e forestali. Ecco, poi subito dopo il 90 ho avuto un'esperienza particolare, ben intenzionato, di provare
un riaccorpamento fondiario di fatti familiari. Io da parte paterna vengo, come dice il nome, dalla Gordino, evidentemente per parte materna dalla zona Valbelluna, quindi vivo anche nel DNA tutti questi due approcci che hanno similarità ma hanno alcune sostanziali differenze. Per quanto riguarda la mia proprietà, ma questi sono esempi che tutti possono portare, evito di mettere una slide, c'era un prato vicino alla casa a vita che ho recuperato, però un prato intestato a mio padre e una mia zia nubile, quindi ho dovuto procedere con mio fratello, naturalmente questo è facile, per un'altra metà con altri 5 eredi, ma non è finita perché nel frattempo era passata una strada comunale e quando avevo portato le carte il notaio si era dimenticato di annotare, nonostante le carte fossero pronte, che un pezzettino era finito e aveva avuto un altro numero di mappale, per cui la roba è ancora lì. Per cui una cosa sicuramente che riguarda sono le spese notarili, e questo è un problema, no? che non occorre andare a procedere, bisogna trovare una soluzione in questo senso, e quelli degli accatastamenti eccetera, soprattutto se gli appezzamenti sono piccoli. Poi vi risparmio il fatto che con la volontà di riunire più proprietà di famiglia eccetera, ne ho 5-6 di cui sono proprietario per un settimo, e di un edificio rurale che adesso è caduto, che però per la demolizione il mio nome era intestato assieme a altri 29 proprietari. Quindi credo che si può omettere di fare degli studi particolari sulla situazione, certamente così non può andare avanti da parte di uno che era intenzionatissimo a dare un segno di riaccorpamento fondiario. Credo però che in questi anni per le aziende agricole rimaste vitali il problema fosse risolto. Qualche anno fa mi pare che tiravano, andavano bene, che non c'erano grandi problemi. E potrei raccontare in aneddotica la storia di una persona di rango che aveva anche un'azienda agricola che aveva risolto molto bene l'estensione dei fondi anche in chiave paesaggistica. Per esempio si tira un posto e dice non mi piace vedere quella fabbrica che sorte in Valbelluna, ho bisogno di quell'appezzamento per metterci su dei frassini che lo coprano, e aveva fatto una bella operazione. Allora mi chiamava, lei cosa mettere? Io metterei frassini, non pioppi eccetera. È una cosa che è simpatica, prodotto di buon umore e intelligenza, però riflettevo come una persona potente, ancora prima che Dana Rosa, possa fare delle cose, avere subito che vengono a dargli una mano, tecnici, me compreso, di avere legali, di avere notai, eccetera, più o meno gratis, perché queste cose si fanno. Per favore, le procedure burocratiche snellite rapidamente, perché se si attaccava il telefono finché non era risolta, i funzionari rischiavano di saltare. Una bella cosa per scrivere un romanzo, però non alla portata di un qualsiasi agricoltore e tantomeno di un povero diavolo che vuole fare mettere insieme le sue proprietà. Quindi esistono anche, diciamo, questi approcci un po' diversi. Ecco, questa persona notevole per il nostro territorio e faceva anche un altro mestiere comunque. Ecco, e invece adesso, questi ultimi anni, vedo che i problemi ci sono. Il tema delle aziende agricole di carattere zootecnico in provincia di Belluno rientra in un sistema molto più complesso di quello della pura produzione, e mi riferisco alla connessione con le provvidenze comunitarie di diverso tipo. Non ho né titolo né intenzione di entrare in merito, ma pensavo che le singole aziende avessero a disposizione una sufficiente quantità di superficie rispetto alle produzioni aziendali. Vedo invece che il problema è riemerso in termini urgenti. Terra da acquistare, le aziende non le trovano o le trovano con difficoltà. Diceva l'altro giorno un amico, mi ha chiamato uno, dice dobbiamo dissodare un pezzo di bosco, ma diceva conviene per fare produzione, intanto perché c'è una serie di problemi burocratici, cambio di destinazione d'uso eccetera, un tunnel che non finisce più, poi anche di tipo tecnico, tira sulle radici eccetera, e poi anche agronomico, perché non è che hanno alte fertilità questi terreni, e però la risposta è lapidaria. Terra non ce n'è, bisogna andare a recuperare questa. Allora mi domando se ci sono alcuni episodi che possono essere analizzati, c'è gente da fuori che acquista terra perché
delle aree vicine hanno bisogno di terra fresca, di terra che non è stata provata da coltivazioni intensive nel tempo. E qui a Belluno ci sono, e magari le hanno soffiate sotto il naso a delle aziende che non si erano fatte avanti per tempo. Però un problema, credo, grosso sia il fatto che dei proprietari venderebbero, ma le loro terre sono già vincolate da fascicoli aziendali. Quindi per entrare nel tema dei problemi delle aziende agricole vitali tipo Valbelluna bisognerebbe avere un quadro più preciso di tutta questa situazione. Comunque c'è un fattore di disturbo che è dato anche da questa situazione. È stato detto in maniera allarmata dalla Presidente, mi pare, che in effetti, ma anche che se in futuro non valgono più i contratti sulla parola, questo è un problema da ricorrere immediatamente. Quindi il riordino fondiario è un problema anche per le aziende vitali che non può essere rimandato. Però veniamo un attimo all'Alto Bellunese, forse posso dire una parola di più perché lo vivo più frequentemente, dove il riordino fondiario può essere impostato in maniera separata, almeno in parte. Nell'Alto Bellunese notavamo un quarto di secolo fa, c'è un'azienda come l'Ico Superiore che lavora 68 appezzamenti diversi. Sono rimaste queste forti aziende, però oggi ne coltivano il doppio o il triplo. Quindi è una cosa incredibile, soltanto averla, uno che a suo tempo che poteva gestire tanti pezzi separati gli conveniva fare l'imprenditore nelle occhialerie o altre cose, chissà che fortuna avrebbe fatto. L'assetto fondiario di queste aree ha anche degli connotati più spiccatamente montani e anche nella zona prealpina ce ne sono, quindi alcune parti del massiccio del Grappa, della zona di Lamon e via, assomigliano più all'Alto Bellunese in questo. Allora ci sono due tipi di emergenze di usi alternativi alla zootecnia. Da una parte la tendenza, il desiderio di ritornare a delle coltivazioni e quindi di non avere in mente la zootecnia come la quasi esclusiva forma di uso del primario, e da un'altra anche per quanto riguarda il bosco. Rispetto ai seminativi sono di recenti delle prove che sono in corso da Gordino sull'orzo, anche ieri l'altro sera si parlava del recupero della fava, ma anche della patata, eccetera, con delle prospettive interessanti. Quindi sono cose in corso che erano inimmaginabili 20 anni fa. E tuttavia torniamo un po' all'antico. Mi ero annotato una relazione sempre a Vallada, presa come campione, quindi a 1000 metri di quota. Lazaris, un poeta in vernacolo, alla fine dell'Ottocento descriveva patate, grano turco, fagioli, segola, fave, orzo, cavoli, papavero, lino, canapa, rape, frumento primaverile, insalata, aglio, erba cipollina, bietole, sedano, spinaci, eccetera. Alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, c'è stato un periodo climatico come non ce n'erano da 4-5 secoli, quindi è stato possibile dovunque di fare alcune operazioni che non possono essere più fatte. E in questo caso lo spezzettamento fondiario non era un vincolo, perché uno attaccava a coltivare da una parte e poi da un'altra, utilizzando diverse esposizioni, eccetera. Quindi ci sarebbe una tendenza a questo tipo di coltivazione e andando dietro con gli anni, sempre a part-time o per integrazione radio-familiare, potrebbe dare dei risultati. I problemi principali quali sono? Ancora prima che dello spezzettamento fondiario sono di tipo della protezione dagli ungulati, no? Quindi il cervo si mangia fuori tutto e questo qui è un tipo di problema che non affronteremo certamente adesso. Però diciamo che lo stesso bisogna raccorpare delle superfici. In questo non concepite come l'hanno concepito 23 anni fa per un'azienda agricola, soprattutto zootecnica. Potremmo immaginare delle fondi di superfici di una media di 6 ettari
tra coltivi, prati e boschi, e questo potrebbe essere un obiettivo da intraprendere. Non in forma coattiva, però quello che dico adesso non è in contrasto con quello che ha detto l'avvocato, diciamo, ha messo sul piatto un menù delle cose da fare. Per fare questa cosa però dobbiamo impostare la questione in termini diversi di un tempo. Non dovremmo avere come obiettivo quello di avere delle aziende, ma di avere il proprietario, il piccolo proprietario come in mente. Un proprietario che, se ha, invece di poche migliaia di metri quadrati che non sa neanche dove sono, alcuni ettari, no? Che gli danno anche una capacità di pensare, di fare, può fare diverse scelte. Può, prima scelta, potenziare la capacità di fare più da solo o per se stesso, lui o la famiglia, oppure aumentare la sua capacità di associarsi, di fare delle scelte. Io preferisco associarmi, e sull'associazionismo ci sono delle vie già tracciate, oppure anche la possibilità di fare delle scelte con aziende di altro tipo. Quindi aumentare la capacità di questo piccolo proprietario e eliminare il proprietario minuscolo, no? Questo si può, sarebbe possibile di farlo. Non sfugge che si creerebbe a costituire in una classe di piccoli proprietari che sarebbe anche un fattore di stabilizzazione per l'area montana e renderebbe ancora più concretizzabile il senso di appartenenza che in tante manifestazioni noi vediamo emergere soprattutto nei piccoli paesi. Quindi far produrre la propria terra i sapori dei padri è altrettanto, se non più importante, che coltivare il linguaggio, ripristinare i costumi, celebrare le feste, eccetera. Una tale classe sociale, diciamo, può acquistare una conoscenza della tematica da portare nell'amministrazione degli affari pubblici e quindi diventare soggetto politico. È fuori luogo fare paragoni, ma ho esperienza come in Francia l'associazione dei piccoli proprietari forestali ha un peso rilevantissimo a livello nazionale e che questo peso lo ha portato nel passato in precise scelte nella politica forestale della CEE. E riguardo ai boschi, ricordo che un anno fa in questa sede stessa, sulla base di una ricerca del BIM, io ho portato delle stime personali ma molto circostanziate, in cui emergeva che il 50 aveva definito un potenziale di prelievo legnoso della provincia di Belluno, di legname da opera, di biomassa, eccetera, ma che solo il 56% poteva essere gestibile per una serie di vincoli. Una parte, il 23% corrispondente a 87.000 metri cubi, può essere reso disponibile solo aumentando infrastrutture di tipo servizio forestale e strade, ma anche creando delle motivazioni ai proprietari privati che non hanno nessuna ragione per nessuna lira di dare il loro legname in questo momento. Quindi una parte del potenziale legnoso della provincia di Belluno è vincolato proprio da queste piccole proprietà. Un'altra parte che ho definito non realizzabile dal punto di vista del macchiatico economico, invece lo può essere se il piccolo proprietario è messo in grado di utilizzare il suo lavoro. Quindi ci sono dati concreti. Mi riferisco poi a un altro aspetto, soprattutto nell'Alto Bellunese, del riordino e intendo le regole. Allora, nei prossimi anni sarà presumibile assistere a una riunione dei comuni. I piccoli comuni non possono stare, non è tema mio, ma immaginiamo che tra 10 anni sarà difficile che, non so, auguro che Ospitale, è più facile forse che sia con Longarone, eccetera. Nell'Alto Bellunese, dove esistevano le regole, sarebbe possibile le proprietà comunali che furono le regole ripristinarle come regole. Già alcune regole si sono costituite, San Vito, Borca, Vodo, Auronzo, eccetera. Io penso che forse poteva essere anche difficile quando nei piccoli paesi c'è un comune, una regola, andare d'accordo, ma nel momento in cui il comune sparisce, la regola può rimanere per salvaguardare la tradizione, gli usi soprattutto di legnatico dei cittadini. Allora, queste regole, quelle nuove che nascono,
perché non estendere, c'è già nel concetto, nei loro obiettivi il riordino fondiario, cioè che nel territorio di pertinenza acquisiscano. È molto facile immaginare che nel momento chiave della successione gli eredi diano più facilmente alla regola che non ad altri soggetti. Un altro aspetto è i nuovi regolieri, cioè quelli che non sono antichi abitatori che non hanno quei cognomi che sono lì da secoli, ma sono venuti da poco, ma che hanno intenzione di stare. Perché non acquisirli ed avere come garanzia delle loro intenzioni quello di acquisire una proprietà fondiaria? Quindi i nuovi regolieri che vogliono essere piccoli proprietari e di lavorare o gestire il loro territorio assieme a quello della regola. E questi qui sono alcuni spunti, alcune prospettive che io metto sul tavolo. Ripeto, oltre le questioni di legge, il peso delle transazioni tecniche e di notarili sono rilevanti. Sono convinto che se c'è un'agevolazione su questo si attivano subito molte cose, e questa iniziativa non è in contrasto con le aziende vitali, può essere complementare. Contrasto, una battaglia eventualmente ci può essere sui contributi, ecco, ma questo qui è un altro paio di maniche. E accenno infine alla questione di coloro che non hanno terra ma vi si affacciano. E allora andiamo a finire in un tema che fino adesso poteva essere chiamato agricoltura sociale, che non è necessario confondere con posizioni politiche, perché siamo di fronte a una emergenza che è riconosciuta da tutti, e di fronte alle emergenze bisogna muoversi. Il termine agricoltura sociale in qualche regione è già definito come attività che impiega... Chiedo scusa, tuttavia, perché non vorrei far perdere agli alunni anche il contributo del professor Joss, che mi sembra sicuramente per loro di interesse, sì. E ci sono ovviamente i soliti vincoli di orario. Io proporrei questo tema di lasciarlo sullo sfondo, l'abbiamo anche un po' inteso, è quello dell'economia di comunione e quant'altro, e darei, scusandomi, ma d'altra parte i tempi sono davvero stringenti, darei la parola, no, perché è un contributo diversamente loro ci lasciano. Beh, mi pare di essere ancora una mezz'ora, no? Superati i 30 minuti. Allora mi scuso, salto, ne parlo un'altra cosa, però lo riprendiamo poi prima della fine del No, finisco, ma questo discorso interruptus mi lascia un po'. Finisco con una frase, quella la Presidente oggi ha detto: il discorso è spinoso. Allora, è spinoso, c'è la pianta, il cardo, no, che è anche simbolo della Scozia, è spinosissimo fuori, però è dolce dentro. Quindi io credo che questo tema ha tante spine, però se riusciamo a risolverlo, non abbiamo paura alle spine, dentro troveremo delle cose che ci danno delle soddisfazioni. Grazie. Passo la parola al professor Geremia Joss, che è ordinario di economia agraria alla Facoltà di Economia all'Università di Trento, è coordinatore del corso di dottorato in economia montana e forestale ed è direttore dell'Osservatorio di Economia Agraria del Trentino Alto Adige. Grazie per l'invito. Io credo, come è già stato detto autorevolmente da chi mi ha preceduto, che questo sia un tema antico per il quale sono state cercate molte soluzioni, ma che allo stato attuale non ha ancora soluzione. Allora, in queste situazioni è anche difficile dire qualcosa di nuovo. Io ho pensato di organizzare questo mio intervento in 3 parti, una prima alcune osservazioni di ordine generale, una seconda con alcuni esempi di quanto costa il frazionamento nelle aree di montagna e una terza con alcune proposte. Sappiamo tutti quanti che nelle zone delle Alpi ci sono 2 regimi fondiari diversi, uno quello basato sul villaggio alpino che è proprietà privata attorno ai villaggi e proprietà pubblica più o meno vasta in quota, e un altro formato dal cosiddetto maso chiuso, cioè da aziende in cui la trasmissione ereditaria dell'intera azienda è prevalente
sulla divisione tra i diversi eredi. Questi due modelli si accompagnano anche a diversità di popolamento e anche a diversità di conseguenze dal punto di vista economico. Per secoli l'evoluzione di queste aree è stata comunque uniforme, cioè non erano distinguibili grandi differenze tra zone con trasmissione dell'azienda intera e zone con trasmissione dell'azienda frazionata. C'è un'interessante indagine in proposito che è stata condotta in un'area della Val di Non all'interno dello stesso comune un tempo, oggi due comuni diversi, Tret e San Felix, una di area lingua italiana e l'altra di lingua tedesca con usi diversi, medesima zona. Per 150 anni, a partire dall'inizio dell'Ottocento fino al 1950, il numero delle aziende nei due piccoli villaggi sono rimasti sostanzialmente costanti. Le cose cominciano a cambiare all'interno delle Alpi quando c'è l'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica a partire dal secondo dopoguerra richiede dimensioni più ampie e mal si presta a una proprietà frazionata e ad aziende piccole. E questo rende non più efficiente la suddivisione in tanti appezzamenti, che era per contro altamente efficiente in una situazione di economia statica e in cui era importante sfruttare al meglio le risorse naturali, nel quale quindi avere il pezzo di terreno dove venivano meglio i cavoli assieme a un altro dove venivano meglio le lenticchie diventava fondamentale. Oggi questo non è più così. Le conseguenze allora dei due diversi modelli di proprietà fondiaria sono facilmente visibili, basta confrontare l'economia della provincia di Bolzano, dove il maso chiuso è molto diffuso, e quella della provincia di Trento. Più o meno le superfici sono uguali, i contributi pubblici sono più o meno uguali al settore agricolo. In provincia di Bolzano abbiamo circa 2 volte e mezzo di addetti all'agricoltura, abbiamo un valore aggiunto per abitante nel settore agricolo che è circa il 40% in più, e abbiamo anche un paesaggio diverso, più curato. A livello più piccolo si può vedere quello che è successo in quei due paesi di cui vi dicevo prima, che sono stati oggetto negli anni 50 di uno studio sulla storia degli ultimi 150 anni di agricoltura, Tret e San Felix, la cui unica differenza portavano il latte alla medesima latteria, l'area è perfettamente uguale, c'è un torrentello che li separa, l'unica differenza è sostanzialmente che in uno dei due paesi c'è il maso chiuso, nell'altro la proprietà fondiaria frammentata. Allora, tra il 1800 e il 1950 più o meno sono rimaste il medesimo numero di aziende nei due paesi. Tra il 1950 e il 1990 a Tret, che è l'area italiana, sono sparite, era rimasta una sola azienda agricola. Quelle di San Felix sono rimaste tutte quante e hanno cominciato ad acquistare tutti i terreni nella parte di Tret. Questa è una dimostrazione proprio perfetta, portando sempre il latte alla medesima latteria, quindi non c'erano differenze. Chiaramente il problema della frammentazione è un problema soprattutto per le zone di montagna. Se guardiamo il censimento del 2010 a livello italiano, le aziende che hanno 1 o 2 massimo appezzamenti sono il 63% e quelle con più di 11 sono il 4%. A livello di montagna interna, che sono sostanzialmente le Alpi e un pezzo di Appennini, quelle con 1 o 2 appezzamenti sono meno della metà, il 45%, e quelle con più di 11 sono l'11%. Quindi il problema della frammentazione è un problema particolarmente nelle zone di montagna, e
porta a dei costi che sono molto elevati. Vediamo 3 esempi. Un primo esempio sulla frutticoltura, aziende della Val di Non. Questi sono dati di 10 anni fa, ma non cambia. Il numero di ore etere di utilizzo delle macchine, le aziende sono sostanzialmente tutte comparabili. Sotto i 2 ettari sono 200 ore a ettaro, sopra i 10 ettari sono 100 ore a ettaro, frutticoltura è uguale. I costi per appezzamenti che si situano attorno ai 5.000 metri quadri rispetto a quelli attorno ai 2.000 metri quadri con variazione più o meno del 10%, sono circa il 10% in più in quelli più piccoli, quelli di 2.000 metri quadri, e sono sostanzialmente dovute ai costi delle macchine anche qui. Se andiamo da un uso intensivo del suolo come quello frutticolo a uno estensivo come quello dei boschi da legna, e qui abbiamo il comune di Requaro che è in provincia di Vicenza, vediamo che la media dei boschi privati è 5 ettari e i boschi utilizzati dichiarati dai proprietari con regolarità sarebbero quasi l'80%, ma quelli che effettivamente lo utilizzano per legna sono solo il 40%, gli altri vengono utilizzati per andare per funghi o per andare a caccia. Quindi il 60% delle potenzialità non viene utilizzato e circa il 40% di proprietari non fa nessuna manutenzione delle strade, e quelli che sono interessati a utilizzare i boschi al di là dell'autoconsumo di legna sono meno del 30%. Quindi conseguenza situazioni di abbandono di questo tipo di boschi. Nel comune confinante che è il mio, quello di Valarsa, mentre anni fa i piccoli boschi, sempre per legna d'ardine, il valore della legna in piedi era più alto dove c'erano proprietà piccole, boschi piccoli. Adesso siamo arrivati che sostanzialmente il valore dei lotti di legna d'ardine è circa il 50% in più se i boschi sono grandi, se i lotti sono grandi rispetto ai boschi piccoli. Anche qui è un semplice problema di costo, difficoltà di introdurre la meccanizzazione. Infine abbiamo un altro esempio che è anche interessante. Qui abbiamo un'area in Val di Non di prateria di montagna, 260 ettari, ne sono stati esaminati 40, è quest'area, e è una cosa molto interessante perché sostanzialmente in quest'area ci sono 117 su 44 ettari, 117 appezzamenti, quindi di questi appezzamenti solo ci sono 9 aziende agricole e poi 107 proprietari di altro tipo, ivi compreso il comune. La superficie media dell'appezzamento è di 1400 metri quadri, non c'è una grossa differenza tra quelli di proprietà delle aziende agricole e quelli di proprietà di altri proprietari. La mappa catastale è questa, vedete, estremamente frammentata. Gli altri proprietari fanno qualsiasi cosa, cioè ci sono le professioni più strane. Ogni azienda agricola ha una superficie per appezzamento di 1400 metri quadri e una superficie complessiva all'interno dei 44 ettari di 1 ettaro e 19, quindi di 12.000 metri quadri, quindi ognuna di queste ha circa 8 appezzamenti all'interno di quest'area. Gli altri proprietari hanno sostanzialmente dimensioni complessive della proprietà che sono paragonabili poco meno di 1 ettaro. Le mappe catastali sono queste, qui vedete segnate in blu alcune le diverse aree di proprietà dei diversi agricoltori, e sostanzialmente fatti tutta una serie di conti e simulazioni emerge 3 dati interessanti. Il primo dato interessante è che questi agricoltori per lo sfalcio di quei prati ricevono un contributo che a seconda di una serie di variabili va tra i 238 e i 405
euro ettaro anno. Se avessero il loro ettaro e 19 in un unico appezzamento invece che in 8 appezzamenti di media, il loro costo complessivo di coltivazione sarebbe più basso di circa 320 ettari all'anno. Quindi diciamo così che tutto il contributo pubblico, il cui costo per erogarlo è di 35 euro all'anno per ettaro, quindi voglio dire con anche costi pubblici praticamente insostenibili rispetto all'effettivo erogato. Dicevo, tutto il contributo pubblico potrebbe essere omesso semplicemente se questi 9 agricoltori avessero invece che la proprietà invece che suddivisa in 8 appezzamenti l'avessero suddivisa in un unico appezzamento. Se l'intera proprietà fosse accorpata in 9 aziende, i costi di coltivazione si ridurrebbero di circa 380 euro all'ettaro, quindi con un ulteriore grosso vantaggio. C'è un secondo aspetto che è altrettanto importante ed è il valore paesaggistico dell'area. Voi sapete che ci sono nuove tecniche che consentono di valutare il valore paesaggistico. Allora, naturalmente, tra i 117 proprietari di vari appezzamenti ci sono tutti coloro che per ragioni diverse non sfalciano. Questo peggiora il valore paesaggistico di un valore equivalente a 80 euro anno ettaro. Quindi abbiamo complessivamente un costo, diciamo, per mancato accorpamento di quest'area, che è un'area pianeggiante, quindi con situazioni favorevoli, eccetera, eccetera, che è superiore ai 400 euro ettaro anno. E questo significa appunto, è una misura del costo anche per l'intera collettività del mancato problema della soluzione strutturale. E poiché i costi per i beni non di mercato di tutti i terreni dell'area alpina, sia boschi sia prati, che sono dal valore paesaggistico alla biodiversità, alla salvaguardia idrogeologica, eccetera, sono sempre crescenti e non è possibile ottenere valori elevati senza una gestione, la frammentazione tende a comportare dei costi sociali. Da questo punto di vista, quindi noi siamo in una situazione in cui dimensioni e frammentazione non sono un vincolo assoluto, ma dipendono dal contesto e dalla tecnologia utilizzate. Qualsiasi soluzione che noi utilizziamo, sia l'orientamento alla qualità, sia il discorso dell'agricoltura multifunzionale, eccetera, non è possibile eliminare i costi dovuti a una struttura non adeguata. Questo comporta una competitività delle produzioni, una riduzione della competitività delle produzioni, ma anche sulla filiera, sul settore e anche su tutti i beni di tipo pubblico, cioè i beni non di mercato, e comporta un spreco di risorse e un non utilizzo delle risorse che potrebbero garantire sia occupazione sia produzione di ricchezza. Allora è chiaro che è necessario intervenire. Come si può intervenire? Beh, come hanno detto giustamente i relatori che mi hanno preceduto, sono state tentate molte strade. Tutte le strade che sono state tentate andavano nella direzione di proporre degli incentivi per arrivare a forme di ricomposizione fondiaria. Io credo che accanto noi non possiamo evidentemente per ragioni culturali arrivare a discorsi tipo il maso chiuso, anche perché adesso va bene, ma in altri periodi questa forma di
trasmissione ereditaria aveva anche dei costi sociali molto elevati. Ma credo che accanto a tutto il discorso degli incentivi per favorire la ricomposizione vadano introdotti penalizzazioni per la frammentazione e il non utilizzo, e credo che una penalizzazione molto semplice che potrebbe avere effetti sarebbe semplicemente quella, lo so che non è popolare parlare di tasse, ma togliere l'esenzione dall'IMU sui terreni non coltivati eccetera eccetera, e sulle quote di terreni anche quelli coltivati in cui ci sono 50 comproprietari. Ogni comproprietario deve pagare la propria quota di IMU, che potrebbe essere anche relativamente elevata, e chi non la paga dopo 5-6 anni il terreno viene messo all'asta e diventa di proprietà di chi lo prende, pagando la relativa tassa, e coltivandolo è esente da tassa per gli anni successivi. Credo che senza disincentivi di questo tipo il problema, operando solo sul versante degli incentivi, credo che non si possa risolvere. D'altra parte, senza risolvere questo problema, come ognuno di voi sa per esperienza personale, ma come si può dimostrare anche attraverso questi alcuni semplici esempi che vi ho portato, in tutte le zone alpine rimarranno inutilizzate risorse che potrebbero per l'appunto creare occupazione e reddito in maniera adeguata. Grazie. Ecco, grazie al professor Gios. Pregherei la dottoressa Morandini di prendere posto vicino alla postazione del PC e così può introdurre il suo contributo. Marcella Morandini è funzionario del segretariato per la Convenzione delle Alpi, è esperta di cooperazione territoriale, vive proprio anche questa particolare situazione professionale su e giù tra l'arco alpino, tra l'uno e l'altro versante dell'arco alpino, e quindi può portarci, credo, ulteriori considerazioni. Ricordo che fra gli impegni della Convenzione delle Alpi c'è sicuramente l'agricoltura di montagna. Io partirò con una brevissima introduzione sulla Convenzione delle Alpi, che abbiamo già sentito nominare oggi come cassetta degli attrezzi per una gestione equilibrata e soprattutto comune dell'arco alpino. Passando poi, entrando un po' nel vivo dell'argomento, con alcuni esempi di ordine fondiario in altri paesi non necessariamente alpini, per concludere poi con un esempio della contea di Dalarna nella Svezia centrale. Dunque, che cos'è la Convenzione delle Alpi? La Convenzione delle Alpi è una sorta di rivoluzione nel diritto internazionale, perché per la prima volta nella storia, quindi negli anni 90, un'area montana transfrontaliera condivisa da 8 stati nazionali è stata oggetto di un trattato internazionale. Un trattato internazionale territoriale, chiaramente, perché si riferisce all'area alpina. Un trattato internazionale che vedete essere disegnato in maniera minuziosa, andando a individuare proprio il territorio montano, tagliando anche i confini di quelli che sono le regioni, le province o i cantoni. Le Alpi come unica piattaforma all'interno del continente europeo. Proprio perché sono una piattaforma territoriale unica, indipendentemente dal fatto che si parli di Francia piuttosto che di Slovenia, questo territorio ha bisogno di strumenti, di politiche comuni che siano pensate per questo territorio. E allora ecco che nel corso degli anni, la Convenzione Quadro, ho detto, ha compiuto da poco 20 anni, nel 91 è stata sottoscritta a novembre, sono stati elaborati una serie di protocolli di attuazione che riguardano e normano ambiti specifici di attività, tra cui, come vediamo, anche l'agricoltura di montagna, che è uno dei pilastri non solo dell'economia dell'area alpina, ma è anche uno dei pilastri della Convenzione delle Alpi. È uno dei protocolli forse più interessanti, perché è un protocollo intersettoriale che prende in considerazione elementi sia naturalistici e paesaggistici, ma anche il ruolo, sottolinea con intensità il ruolo sociale dell'agricoltore nel mantenimento della popolazione sul territorio, quindi imprescindibile anche dal punto di vista poi degli sviluppi turistici, per esempio, legati alla gestione territoriale. La Convenzione, in questo suo lungo processo,
ha recentemente raggiunto un importante traguardo in Italia perché è legge finalmente, la convenzione quadro era già legge a partire dal 99, che è stata ratificata appunto dal Parlamento, ma i protocolli no. È stata una lunga storia che è giunta a conclusione recentemente, quindi nell'ottobre del 2012, anche il protocollo trasporti è stato ratificato, nel maggio dello scorso anno tutti gli altri protocolli, quindi anche l'Italia ha finalmente completato la procedura di ratifica e i protocolli sono legge dello Stato, quindi anche il protocollo agricoltura di montagna. Il protocollo appunto agricoltura di montagna ha un riferimento specifico anche all'importanza di invitare le parti contraenti, quindi gli Stati, a riordinare, quindi ad attuare politiche di riordino e di miglioramento fondiario nel rispetto del paesaggio naturale e rurale. E al comma 2 dell'articolo 8 si sottolinea come sia necessario il fatto che gli agricoltori abbiano a disposizione nei terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente, che è un po' quello che anche il legislatore italiano aveva già previsto nei primi, diciamo, nell'immediato dopoguerra con gli articoli che ha citato l'avvocato Gaz prima del Codice Civile. Quindi la necessità di avere a disposizione delle unità minime e nella mancanza di questo bisogna ricorrere a procedure di riordino. Dicevo prima le Alpi come un unico territorio, ma vediamo quanto in realtà siano diverse al loro interno. Vediamo qui una carta che riproduce l'abbandono della pratica agricola tra l'80 e il 2000 all'interno dei comuni che fanno parte della Convenzione delle Alpi. Maggiore è l'intensità del blu, maggiore è il grado di abbandono. E naturalmente non sfugge anche ad una rapida occhiata quanto la situazione sia drammatica in alcune aree dell'arco alpino, in particolare nell'arco alpino meridionale e in Francia. E all'interno dell'arco alpino meridionale spicca la controtendenza della provincia autonoma di Bolzano. Perché? L'ha ricordato benissimo il professor Joss prima, ci sono degli ordinamenti diversi che hanno prodotto effetti diversi, quindi l'effetto delle politiche di gestione territoriale si concretizza poi in fenomeni che coinvolgono la vita non solo degli agricoltori ma anche di tutti coloro che abitano e vogliono continuare a vivere nelle Alpi. Quindi, tornando un attimo a questa carta, appare chiaro come non sempre nei paesi alpini si sia riusciti a giungere ad una efficace gestione del territorio, quindi a mettere a disposizione le condizioni per cui gli agricoltori non debbano andarsene. Che cosa succede negli altri paesi europei? A volte piace anche a me guardare un po' oltre le Alpi perché è un po' limitante focalizzarsi sempre all'ambito alpino. Può portare degli impulsi positivi anche a tutti noi. Il quadro legislativo europeo, che adesso andremo a vedere in alcuni paesi, varia notevolmente da paese a paese, ma l'obiettivo, diciamo, generale, riconoscendo l'importanza di attuare politiche di riordino per migliorare la competitività delle aziende, quindi migliorare la divisione della proprietà e promuovere un utilizzo adeguato della proprietà anche in base al tipo di territorio, al tipo di terreno. La legislazione in vigore risale spesso, nella maggior parte dei paesi, agli anni 70, è il caso dell'Austria, per esempio, del Belgio, della Germania, della Norvegia e anche della Svezia, oppure agli anni 80. È anche il momento dell'introduzione della meccanizzazione, quindi la necessità di intervenire per ovviare anche alle difficoltà che una frammentazione eccessiva può comportare. L'obiettivo però, gli sotto-obiettivi del riordino fondiario sono molto diversi da paese a paese. Non si tratta semplicemente di accorpare terreni agricoli, ma ci sono varie procedure, anche forzose, che sono state attuate in paesi europei per motivi un po' diversi da quello della gestione.
agricola del territorio. Qui vediamo in questa tabella, nella prima colonna la Finlandia, la Germania, poi l'Olanda e la Svezia. 3 significa che l'obiettivo è molto importante, 0 l'obiettivo non è rilevante. Quindi il migliorare i terreni agricoli è un obiettivo molto importante in Finlandia, in Germania, in Olanda, non lo è per niente in Svezia. Perché? Perché in Svezia è il miglioramento delle aree boschive l'obiettivo principale. Una cosa interessante che è legata sicuramente anche per esempio all'alta densità abitativa dell'Olanda, in cui spesso si sono attuate procedure di riordino per migliorare la suddivisione delle particelle catastali all'interno dei centri abitati, quindi in un'ottica più ampia di pianificazione territoriale, di accentramento delle aree abitate, di un uso razionale del territorio in un territorio molto molto piccolo in cui non ci si può permettere di avere delle gestioni improvvisate, ma in cui tutto deve essere pianificato al meglio nell'interesse degli abitanti che occupano un territorio sostanzialmente limitato. Qui è una panoramica sull'uso del suolo. Vediamo non a caso l'Olanda primeggiare a livello europeo. Il 13,2% del suolo nazionale è utilizzato. La freccia gialla è l'Italia per riferimento, vediamo poi la Germania con il 7%, poco meno, invece fanalino di coda la Svezia e la Finlandia. Questo naturalmente non ci stupisce, sono paesi in cui la densità abitativa è molto molto bassa. Questo invece mette in evidenza l'utilizzo del suolo. Vediamo in viola i valori che si riferiscono alla percentuale di territorio nazionale destinato ad un utilizzo ad elevato impatto ambientale, mentre il giallo si riferisce all'utilizzo residenziale e ai turisti e ai servizi. E anche in questo caso l'Olanda è la prima in classifica con il 12% ad elevato uso e impatto ambientale e 25% invece per quanto riguarda l'uso residenziale e i servizi. Nei paesi europei che ho considerato in questo confronto, quindi ancora una volta la Finlandia, la Germania, l'Olanda e la Svezia, sono diversi i requisiti per cui una procedura di riordino fondiario può iniziare. Ma la cosa interessante è che quasi sempre si tratta di riordino forzoso, cioè l'autorità competente, che varia poi da paese a paese, decide che è ora di fare qualcosa, quindi di intervenire con il permesso o meno dei proprietari. In Germania e in Olanda il progetto deve essere incluso in un programma di sviluppo delle aree rurali. In Svezia e in Finlandia questo non è un requisito fondamentale. In Finlandia e in Svezia è necessaria la domanda da parte dei proprietari, ma spesso questo non deve trarci in confusione, perché è una domanda che viene fatta dal punto di vista proprio formale, però la decisione di procedere a un riordino fondiario viene preso a livello amministrativo o centrale addirittura. Una cosa che è sempre un requisito fondamentale è l'analisi costi-benefici, ossia prima di procedere viene fatta un'analisi appunto dei costi, che spesso sono veramente ingenti, della procedura di riordino fondiaria. Qualora i costi siano inferiori ai benefici che se ne traggono, e abbiamo visto sono molto alti i costi della frammentazione fondiaria, quindi molto spesso il gioco vale la candela e quindi si parte con la procedura dopo naturalmente aver analizzato nel dettaglio la situazione. Ultimo punto, l'inizio della procedura ha bisogno dell'assenso della maggior parte dei proprietari. Ecco questo no e questo sì della Finlandia messo fra parentesi, perché varia anche da contea a contea, però per esempio in Germania non è necessario, mentre lo è nel caso dell'Olanda.